Il grande giorno è arrivato, si inaugura finalmente il Parco di Livatino. Che grande emozione c'è oggi! Infinite, sono veramente emozionato dopo 8 anni a lottare affinché questo progetto di legalità si avverasse, ambientale si avverasse. Dopo ci sono voluti 8 anni, però grazie ai volontari e all'associazione di cui sono presidente non si faceva niente senza di loro. Fino a ieri sera alle 21 siamo stati qua a lavorare a zappare e a dare acqua. Quindi ora il grande giorno è arrivato con le fioriture dei primi alberi che abbiamo messo qua l'anno scorso nel Parco Livatino. Questi aioli anni adesso sono fioriti e questo è il risultato. In un luogo deserto, bruciato, pieno di spazzature. Oggi è una giornata particolare, davvero molto bella, anche se triste. Oggi si inaugura il Parco Livatino, dedicato al giudice ma a tutte le vittime di mafia. E proprio oggi ritorna su questo posto la reliquia, la camicia insanguinata che indossava il giorno del massacro. È una giornata particolare, una giornata molto molto intensa. Noi vorremmo che questo parco divenisse un luogo di preghiera, un luogo dove poter passare dei momenti a riflettere. Noi cercheremo di fare memoria del giudice Livatino, di tutte le vittime di mafia, soprattutto alle nuove generazioni, e speriamo che possano davvero portare avanti ancora il ricordo dei personaggi illustri che la mafia ci ha tolto. La camicia intrinsa del sangue di Livatino oggi torna sul luogo dell'eccidio, ma ha girato tutta l'Italia. Da quasi 3 anni ormai ci troviamo a girare l'Italia con la camicia di Livatino su richiesta di parrocchie, diocesi, associazioni e movimenti, ed è un'esperienza meravigliosa. Certo, oggi è il culmine di questa esperienza perché, come detto prima, la camicia ritorna sul luogo dell'omicidio. Un autore cristiano dei primissimi tempi della Chiesa, Tertulliano, parla del sangue dei martiri come seme di nuovi cristiani. Ora questo è il luogo di martirio e di sangue versato, quel sangue raggrumato che possiamo vedere nella camicia che indossava quel giorno il giudice Livatino. Ecco, da quel sangue intanto è nato un parco, sono stati posti dei semi, sono stati piantati degli alberi, sono fioriti alcuni fiori. Ecco, questo giorno può segnare, oltre che la fioritura della natura, una fioritura nelle nostre coscienze.